Giorno 16. Ehi, ci ha ascoltato! Ehi, ci ha ascoltato! Che spettacolo! Perfetto, sono le 7:15 e ho già preparato tutto per la partenza. Adesso terminiamo la salita allo Zoncolan e poi scendiamo a Varo. Ho anche stretto i freni della bici, così possiamo scendere in tranquillità. Yeah, Cioè, dai, ma ci credete che sono venuti su pedalando? Adesso ho visto che scendere giù fino a Varo non ha molto senso perché perderemo quota inutilmente. Piuttosto andiamo direttamente a Comeglians e sfruttiamo la discesa. Ma prima godiamoci questa bella vista sui nuvoloni del Friuli. E c'è uno stambecco, uno stambecco! E comò, io come un sisilotto! Ok, bella gente, sono super eccitato. Non tanto per i 22 km che dovrò fare con un dislivello di 600 metri, ma perché ho bevuto 2 cappuccini, non avevano la brioche, allora ho fatto il doppio. E obiettivo Sappada. Per oggi il meteo dice brutto nel pomeriggio, quindi cercherò di sfruttare la mattinata il più possibile, sono ancora le 10:30. Eccoci, pausa pranzo a Forni a Voltri. È solo mezzogiorno e mezzo, sono stato più veloce di quello che mi aspettassi. Era tutto piano, un po' di discesa, poca salita. Quindi il problema è che adesso sarà tutta fino a Sappada. Molto concentrata. E il tempo sta peggiorando. In marcia! Ha piovuto, adesso sono le 2. Per ora sta reggendo, vediamo come va. Là c'è un nuvolone, ma forse non passa di qua. E niente, il nuvolone è arrivato proprio 5 secondi dopo quella frase. Quindi mi sono fermato in un bar a bere un cappuccino e ho scoperto che era un albergo. Ho deciso di fare una pausa così mi faccio una doccia, carico bene i cellulari e mi riposo un po'. Intanto vi mostro la mia cameretta. È carina, molto pulita, ho anche il gel igienizzante, il bagno super top. Il wifi non arriva fino in camera, però ho cena e colazione inclusi. E dato che oggi vi ho mostrato poco, stasera vi racconto una storia, la mia preferita. Eccoci, ho fatto la doccia più lunga della storia e mangiato tantissimo. Il fricco era strabuono, veramente. Comunque, ecco la storia. La storia è quella dei benandanti e dei malandanti. Si racconta che durante la notte delle quattro tempora, quindi durante i solstizi e gli equinozi, avvengono degli epocali scontri tra il bene e il male, cioè tra i benandants e i malandants. Lo scopo è quello di portare o fertilità da una parte o la carestia dall'altra. Si diceva che per diventare benandants bisognava nascere con la camicia, quindi nascere ancora nel sacco amniotico. Poi c'erano tutta una serie di riti legati al sacco amniotico, benedirlo, non benedirlo, però quella era la caratteristica fondamentale.
E i Benandans erano molto spesso guaritori nei loro villaggi, avevano la funzione antistreghe, quindi avevano la capacità di curare dal malocchio, di riconoscere una strega, addirittura alcuni potevano parlare coi morti. Ma soprattutto partecipavano a queste battaglie. Praticamente, durante le 4 notti di solstizi ed equinozi, lo spirito dei Benandans usciva dal loro corpo e andava cavalcando dei piccoli animali come cani, scoiattoli, a combattere in queste enormi battaglie. Nessuno sa bene che cosa succedesse, sanno solo che combattevano con delle canne di sambuco e lo scopo era quello di vincere per la fertilità dei campi. Dei loro avversari si sa che cavalcavano altri tipi di animali legati al male, come i gatti o anche i cinghiali, e che brandivano dei bastoni di sorgo. E sostanzialmente se le davano. Pensate che al giorno d'oggi ci sono ancora persone che dicono di essere Benandans. Se non sbaglio una persona ha scritto anche un libro e parlava di queste battaglie, di questi scontri epocali come dei sogni lucidi, quindi visti con una chiave moderna. Io non lo so, però è bellissimo. E direi che con questa storia della buonanotte vi do la buonanotte. Ci vediamo domani e andiamo a Sappada. Giorno 17, oggi andiamo a Sappada anche se piove.